Ya viene, però. Ya viene. A camminare ya viene. Sua testa, sua schiena, sue gambe. E se ti capita in ginocchio, buonanotte sonatori. Mai ignati, certe sventole, ma ancora guardi niente. E guardi in letto tuo, sino che viene a tosse. Cosa gai? E il fiore a scuola. Quando eri a mezza gamba, a scuola, a fare i piaui. Sta anche a 3 ore a struccare che la dentadura come un sasso. Ma voglio vedere cosa che succede lì a canna del uomo in Tamberlano. Dice che si vede la canna anche ancora. Se io vedo spuntare lontano, è a canna, dai, è a canna! Come mi poi era su, anche i fiori era su. Fa freddo qua dentro però, Questo bollo che c'è poco da stare allegri che poca legna che passa il convento. E scaldo del sole a Piero Scavezza. Sicuro che scalda, che il mora. Dico, non faremo mica confusione. No. Qui è legna che va comprare. Ecco, quella della comunità non entra. No. Ma si potrebbe anche mettersi d'accordo per spendere qualcosa di più sto anno, visto che si tratta di un inverno eccezionale. Bisognerà pensare anche al coperto. Siamo all'amico col coperto. Parleremo un poco, signor Angelo. Se si è visto nessuno. Cosa che non mangiare Piero Scavezza? E che mangia un tocchetto di guastro in pizza con una fettina di pointa. Ma è pointa là che fa male. La seghe che pensa lui. Non si mica un putello. La seghe che pensa lui. Se alzi o già? Sicuro che si alza un po'. Ancora giornata dei conti. San Paganino ancora. Abbiamo mai teoria con i conti. Ma sì. Col sorgo e con l'ua se non dai male e tutto cresce. Ma se anda bene i pomi però. I pomi. Ma qui pomi si fa quaresima. Qui corbati dei nostri pomi che ha fatto Baldori i sorgi quest'inverno. Signor Momi Tamberlan mi ha domandato 2 o 3 volte se le camere sono in ordine. Cosa che interessa? Sai cosa che dici in paese? Che la mujer di Momi Tamberlan va a ruffare quel baron di casa e che il baron di casa non li vuole più per i piedi. E a che sta? E che catà è a disdetta per il 29 di marzo e cerca casa di bando. Chi gusto che gli voglia, mi siga e lui pare. E chi avrebbe deciso di venire a stare qua? Cosa? Tu sei un vecchio matto e forse anche imbriaco. Ciò mia, dico quello che dice. E mi? E neanche non contiamo niente qua dentro, Come doppiamo in noi? Perché Piero Scavezza si veniva a occupare un buso qua di sopra, provvisoriamente di lui. Perché che si andava lì a serra e che hai dolori di schiena, st'altri si crederia in diritto di trasportare qua baracca e burattini? Diritto forse che sarebbe. Mi fa caldo. E si è visto meglio stare anche amico dentro. Col canto di sei, quei chevi e anche quei ugari freschi che ho messo a fumegare in cucina. E quella serva? Sì, signora. Anche quella serva, sì. Adesso comincerà a Momi Tamberlan e farmi sentire. Ciò, ma può darsi che non sia vero, può darsi che sia anche sacco idea dente. Perché ormai nada che viene negli ultimi anni a quel povero Sempio Bacuco, con lui altri non ha niente che fa nuovo e... Che sempre voglia di sciare. Ciao, giuria. Ciao, per mettere su un tavolo per carta velina, non mi venire a toro. Cosa sei? Un sciato? Te quelli a contessa? Sì, spagnolo. Non sei mica tu? Non lo vengo mica. Figlio da Momi, Lui, presto. E se metti in sia di Catania. Sua moglie, che andava stasera a una festa da Maio, fosse avuto di sola e tarme umania, e così chiama aria. E ti te pare che abbia diritto? Questa c'è roba che avevo in uso frutto tutti e 3. 4. E va bene, 4. E se lo perde? E se lo mangia? E se chiappa fuoco il manicomio? Siamo assicurati. A me se faremo assicurare la momia anche anziana. Sì, così 4 che E rispondo un capito. Ma mi dico che c'è un abuso. Sentiremo cosa che dice la Giulietta. Se Anzo e Mustacchi dice che Momi che ragione, poi non si ha anche a me. Quello verde e voglio. Quello col paolo. Che se sempre quello che simile che sia anche più bello. Sì, la pioggia. Sì, signore. E ora non stai stuzzicando. Dove è vero? E il gassonà? Si domanda di me, non ne so per nessuno. Non te ho detto che Momi Tamberlan vorrebbe venire a stare qua dentro, qua sua signora e qua cosa, perché io manda via di casa. E di cosa dici? Mi dico che se venisse qua non si potrebbe più stare.
E siccome vuoi il diritto di venire qua come tutti gli altri, mi faccio caso. Te che sempre poi avuta lì, besiti. Veramente. Non so se mi sta là, poi a venire a stare qua. Ma visto che sono il barone di casa lo manda via, come che si è ridotto quel povero Toso, Colpa sua. Noi altri io dovremmo dire. Quando che si ha il suo carattere, le sue idee, il suo devo essere, non si sposa. E lui si ha sposato volte. Quella donna che moriva di fame, adesso che parla di essere diventata la principessa, cioè, quando ti dai la mano, e ti fa così, perché ti gli abbatti. quasi no. Mi, per non aver che voi sto basare a mano in questo una volta, ho perso un posto alla Camera dei Deputati, te ti ricordi che storia, no? Me ne ricordo anche un'altra, mi però. Adesso di che storia io che ne succede più, altri tieni adesso. Io qui ormai è gnata, non che perdono tutti i suoi capricci. Ma mi si piende ciodi di maiore da tutte le parti, in fondo, e già la rendita che avevano gli altri, adesso non si può lamentare. Ma ben che mi go anche di mie. Non si può vivere senza sto pasticcio di usufrutto che non si sa di chi sia e di chi che lo sia. Sentite. E sto qua chi sia? Vi ho detto, mi venire dritto, ma se muore già sale, Ma sono giovane del toto. Del barbiere? Sì o sì? Ma sono credo che non vedo più il vostro parole. Come sei? Sono in casa. E qua cosa sei venuto a fare? Ho una lettera per il nome di Tamberlan. Ciao di anche a quel barbiere. E per cosa non sei andato a portarli a casa sua? Perché sono state a volte e mi fa sempre dire che non che sei. Ma quante volte al giorno si fa la barba e si nome di Tamberlan? Mai. Danno altri mai. Qua che sei conto dei bossette della signora. Caspita. Cotì? Cosa? Li chiama profumi de cotì. Ah, tutti. No, come? Mia fosse mia moglie e ti dovresti che venisse a stare qua dentro per assistere tutto il santo giorno alla processione di conti da pagare. Oh, ciao, mami. Ciao. Non mi deve schissare la cana. A me? Chi già? I fiori che fa il baile di neve fuori. Ah no, per miracolo. Vabbè, che se ne battaglia, casa. I fiori qui vede la neve, i diventa macchi. I si come apre le copiove, i si tutti fuori. No. Tutti no. Quello se da un'ora che sei qua che ti aspetta. A sono giovane del toto. Ho capito. Tanto, ma sei sicuro che è tutta roba mia? Adesso... Sì, cosa? Ho paura che toccherà tornare fra un'oretta, siamo qua a fare conti perché ancora se sono nada dai conti, sa, a me non mi muovo. Sono sicuro, se no se meglio che mi lo dica subito. Questa neve non è mia gusto correre per niente. Ho detto fra un'ora! Salvo suo. Ieri. Non si sei abituato. E di come vai? Ho voluto che va finché va e dopo questa ferma è l'ultimo che respiro. Ah, sì, piano! Domani devo partire. Dell'anniversario. Vuoi andare fino a Fenè? Ma nevica. Se gusto mi sarei accontentare di andare in treno, di restare in treno e di tornare indietro senza rampegarmi via su. Passando queste vede a Montagnosa. Il gastettino devo che stare con combattimenti. Ma cosa gusto? Ti ho messo dei croci con i piccoli, mezza roba di neve e si Oh. Siuria, ti serve o ben ciò? Giusto fare quello che è un po' quello che poi, ma cosa gusto? Non vedo l'ora di tornare fuori a Sa. Sì. Una cavetta piccola, ma mia. Che bene, ragioniere. Venirà. Cioè, che vuoi pazienza? Beh? Ho paura che stiamo male questo mese che bilancio siamo. Visto, sì. No, non devo farti. So che te ne ho fuori tanti.
Noi? Ma se è vero che Giovanni Piero che aveva fatto il barone di casa, e le parole di casa vanno andate via. No, No. sta, chi si che te ha detto che sta lì? Per pronti a ciaccoare, mica vado fa. L'altro si è abituato a passare la parola e crede che tutte le donne sia ciaccolone, sbraghissone e rengono come la sua. Mica vado fa, sì, mica. Da rigare, portare via i soldi, lui mi ha detto la parola torta. Non mi faccio dirmi, specialmente quando lo tocco. Se te volessi venire sta qua, Che la varia di dito? non mi darei tu. No, no, ma non credo di che, non che si bisogna. Mami, e io studiai adesso. Cosa? I bestia. Sì, sì. E ora dai, ma ti sa che Caruso è ciaccolone. Dai, ciaccolone, no, scusa. Mi dispiace, ma mi ti sa. Nessun te domanda niente. Scusa, mi voglio dare la mia città. Tanto buona. Sì, ma chissà, poi ma Marinese, no, truffe no, ma sarebbe meglio, E con chi? che sarebbe, Sono strani? no, e c'è un professore dei tecnici, Giunton che fa, no, già sì, America ha mandato i tanti bei, caroffi, io, di sta tagliosa, Insomma, sì, sa, una serie, beh, una gadotti. niente in casa più che ti poi tutti i nomi. No, in casa Niente no. in casa. In casa no, in casa. Brava, tanto una brava cosetta. Oh, è mio. Pensa, lei Irma che ben chiasterà. Vai. Sicuro? E guarda qua, muso duro, mustacci dritti, ma rubio. Dai, vecchio. Basta che si pensi. Si accomodi, prego. Egregi signori, servus suo. Buongiorno. Naturalmente credo che non manca nessuno. Ciao, per cosa volevo ti mancasse? Ah, non volevo. Anzi. Dunque, brutte notizie. Manco male. Due Presi mica tante, grosse. Se capissi? Se era piccolo non si cavaria scomodare e venire fin qua. Quando io faccio il mio dovere non mi scomodo mai. Essere qua ancuo per me è un preciso dovere. Oh. Dunque, il signor Sebastiano Marchioni, residente a New York, non intende affatto rinunciare alla propria quota di usufrutto lasciata in eredità dal defunto conte Ma Bardonazzi. come? Sei un porco. E se che aveva detto di sì? Chi? So chi? Uno. Mai informato. Ecco qua la lettera. Viene da noi, io E da dove gusto che avevi? Come se che aveva fatto diritto. Nessuno che cava sto diritto. Se che mi andava su che per piacere, visto che parmiati qua, lava male, lui con tutti i suoi soldi. no, non sei, basta, non Dio sta. Milionario sì. E che ha fatto i bestia Sì. l'unico degli anni. È il più ignorante. Mi ricordo anche da giovanotto. Ed era il più brutto, il più billoso di tutti. Quando si trattava di picchiare, lui si tirava sempre in piedi. A Padova potevano andare tutti in prigione. L'unico che non si era fatto cucare si sta lì. E dopo il processo il negava. Tanto è vero che il povero Beppi che si è in una via. Ma se dovesse tornare ancora qua, Tutto il paese viene incontro, mi no caro, mi qua dentro. Dico, che questa roba che ha a Beppi, una volta nessuno vuole sapere che neanche a sto signor milionario americano che adesso salta fuori a quei sopprettesi. Diritto, prego, diritto. E vabbè, diritto, lui vuol sempre parlare dei diritti e che ne parleremo un campo, non stare a dubitare. Volevo dire che sto signor si salta fuori 3 anni fa, prima non si era mai fatto vivo con nessuno. Faccio osservare a loro signori che da 3 anni appunto un misso sta incaricato di amministrare la sostanza lasciata in eredità dal defunto signor conte Giuseppe Bardonazzi. E che in 3 anni il reddito si è, non dico raddoppiato, ma decuplicato. Allora già facile rinunciare alla miseria, tanto più che allora la congrega dei matti si componeva di 7 elementi aventi tutti uguali diritti. Ora, l'aumento del reddito, la morte di 3 loro egregi confratelli, la sana ed onesta
amministrazione hanno portato il reddito annuale alla bagatella di 80.000 lire circa annue. No, mi dico però questo bimestre. Ah, non come l'altro, certo. Cioè, questa è la seconda brutta notizia. No. Il consiglio direttivo dell'amministrazione ha respinto la domanda da me presentata per conto di Nossignori di vendere la villa di Genziano. Ma se ne rende un pezzo. E ne pagava 1.200.000 franchi. Pare che l'amministrazione abbia intenzione, quando loro signori saranno morti, di adibirla come casa di cura per i ricoverati cronici che durante il periodo invernale soggiorneranno in questo palazzo Bardonazzi soprannominato il manicomio. Zio adesso il nuovo presidente della congregazione. L'avvocato Giostra. È figlio di Simone. Un puteo, un diavolo. Adesso a 20 anni se tutti i grandi uomini già. Ho capito. Dunque, ovviamente allora che il Consiglio della Congregazione di Carità ha respinto la domanda. Ad ogni modo qua io adesso qui per il se volete anche controllare qua. Eccolo qua. Dunque, questo bimestre il reddito è in totale di lire 19.452. Pagate le solite tasse, eccetera, eccetera, è diviso in 4 parti uguali. Devono essere 4.363 lire per ciascuno. Ecco qua. Questo è per lei. Piero. Questo è per lei. E questo, secondo gli accordi, devo spedire i vari in America. Eccolo qua. Tengo 2.000 lire per il governo che ha bisogno di essere riparato. Che casca. La cascaria sulla sua testa, sa. Mi per conto mio faccio anche da manco da venire qua. Loro hanno l'obbligo della conservazione, l'obbligo. Lei ha avuto da me in varie riprese 5.000 lire verde, ne ha avute 3.000 nel mese di gennaio e 2.000 nel mese di febbraio. Restano in credito di 637 lire. Dico niente mi dà subito, vuol dire che metterò sul conto del secondo bimestre. Bisogna ricordo anticipare tutti sti mesi. Bisogni. Capricci. Tutta roba permessa. Poi una spiegazione. L'usufrutto dei pezzi, vabbè, divisi in 4 parti uguali, siamo in 4, ma l'uso personale della roba, se permesso. Loro qua dentro fa uso di tutto quello che si che pare che non si passa tanti complimenti. Portar via roba, portarla fuori di casa, se permesso. Perché la lara deteriorata, sotto la responsabilità dei filatori, naturalmente con consenso di altri. Ecco, consenso degli altri. Non vuol dare nessun consenso perché sto sia vada fuori di casa. E già era della contessa Lucrezia, zia di Beppe E Bardonazzi. adesso che ti sei come che la storia, te dovresti finire anche ogni volta così. Se fa partire e dico che a me non me ne importa, io asso pur che a sua signora vaga in maschera. Ma un'altra volta... Adesso non lo voglio più mi. Che si ottiene, che si opita, che io daga a serra qua vai in pompa magna a comprare i broccoli in piazza. Non voglio! Sempre estroso e brillante idee. Sempre prepotente e non si può dire niente. E ti un asino! Ah! Non te smetti che il brutto stramuson che te lo dai una volta venendo fuori dal teatro. Ah, ancora. Sicuro che io davo! E senza il consenso della congregazione di carità. Così un nome? Cerca di lui. Me asa mai. No, sì, cibo. La signora. Sua eccellenza, se vengo a ficcare il naso qua dentro, mi ammoco e protesto. Adesso vuole andare a fare i conti delle spese di spossioria. Chi sei che tira fuori la parte che tocca a lei? Sai che della Romina. Non dico per questo. Non te dico per questo, te che hai visto? Perché se ne sta il gioco, e gli ancora da pagare il barbiere, e gli ha da portare la moglie e il veglioso, che cosa bisognerà pur chi mangia a casa, no? Te dico mi, signoria, che seguo i tuoi conti. Sì, signore. Fuori i registri che sono sicuro che sarà di fastidio. Ma il signor Momi sta da non sei architetto. Sì. È bravo anche, mi dicono, è intelligente. Perché non lavora? Dovrebbe arrotondare il suo reddito. Ma se conosci lui, figlio da 10 anni, un figlio. Oggi, niente sa, perché mi ricordo, questi gli a scuola, i professori dicevano di un come da una gran promessa.
promessa. Loro Beppi anche prima di morire che ha detto ti sarà la gloria della congrega. Invece stu due sono sbagliati, destra sbagliati. Quel poco che ha sa fare ed andare in fumo. Anche di graziarsi. Fino adesso che sia qua in paese con la lavorazione di un ponte. Qui che ha con io il materiale. Io vengo già. Si andrà tutti mai ora con la piena. E che stanno molto, sono si mangia da ora il paese. E poi il destro passare, il puntigliolo, e poi insomma sta seconda moglie che a volte qualche malattia, l'età, come la resto degli altri. Chi diria che siamo stati quel che siamo stati? Se sti muri viene dovesse parlare, molto del giochi, non era mio così. No. E già era più spendaccione di tutti. Questo non l'avevo mai pensato. Prego. Oh signora, cara Ginetta, ciao, come vai? Non che se mai, grazie, io piuttosto. Oh, da lei ci intocchi, cara, da lei ci intocchi. Ragioniere, ti conosci? Ragioniere. Il professor Rosolillo, professore tecniche, io era poco che aveva voglia di fare, e era curioso di vedere il signor Piero Scavezza della congrega. Anche lei? Anche amici, ma lei amica. Signor Porto, dove sei? E lei anche fai i conti con Fioria. Bene, signor, io vado degli altri impegni, devo scappare. Va bene, adesso vediamo. Va bene, Arrivederci. Arrivederci. Hai visto signora che ne regala? Che confesso che a me piace. Tu non l'hai mai visto dei precisi. Confesso la mia ignoranza. La mia ignoranza, sai, è una combinazione. Uno nasce al freddo e l'altro nasce al caldo. Perché tutti i suoi paesi hanno specialità. Da ora ha i figli secchi e i mandi in giro per il mondo. E non è che male, che sia degli Ecco, vede, professore, Irma, si stracca, bisogna No, da niente, grazie. Ma che scusa da fumo che c'è qua dentro? Una caviglia ancora fatta aggiustare qui a stura. No, sto bene che le stai proprio spede proprio non avevamo possuto, sa. Ecco, vede, professore, questo è il palazzo Bardonazzi, vecchia famiglia nostrana estinta, detto il manicomio. Il conte Giuseppe, morto 25 anni, poveretto di polmonite, viveva qua con una zia, la contessa Lucrezia. Era il più bel matto della provincia. No, Paolo si ricorda ancora, sa, sa tutta la sua sostanza alla congregazione di carità, però l'usufrutto dei suoi amici o soci. Quindi componeva la brigata della quale che con parlare già in 9 siamo rimasti in 4, uno vive a New York. Ecco, vedete, era proprio qua a fare i nostri complotti. Questa gli era stare con me. Sì, anche se anche il museo, sa, sì. Non so, il berretto di una guardia, tutti i scrocchi e targhette delle porte, i camparecchi che avevamo portato via, sì, una panchina di giardini pubblici. Sì, un tocco, scusi, un pezzo del tavolato del prigione di Padova dove che siamo andati a finire dentro. Sì, spegni moccoli, rubato al sacrestano della parrocchia di San Rocco. Il professore che si etichetta con tutti i nomi e date su ogni oggetto. Giri da cara, vuoi farvi vedere? Ma non si preoccupi. No, per carità, prego, si accomodi. Prego. Come ti pare? Me pare. Serio? Che butti sempre fra i piedi. Ti sei un stupido. E credi facendo così da non renderti ridicolo? Io lo faccio. Tasi! Fammi piacere Tasi. Esisto ricordate quella roba? Sì, poco avevano a fare i conti, ma ragioniere che lei a pagare i bimestre, ma che ha trovato questione. E mi? Come faccio? No, capisco io. Se veniamo prima il toso del Toto a farsi pagare un conto, ma bisogna stare attenti qui conti, scusa. Non so solamente finché va dal Toto, che entra in gatto figlio. Io so, va bene. Vuol dire che io manderò una lettera perché proprio guarda, stavolta non posso proprio. Ma qua che avresti dovuto rifarla assai, il progetto del Mobi era bello. Signora, ma qui che a petto del preventivo e poi spendere per gli altri.
non conviene, sai. E il bossetto quel monumento ai caduti l'ho visto? No. Ma non sei ancora figlio, Un scusa. capolavoro che ha fatto il Reggiaveta, un capolavoro. Che goffo. A chi? A chi sono? Come? Ma si è levato il concorso qua, homie. Qua! Allora riduco in feudo piuttosto che darlo al comune. A chi supponi chi dà il corpo più duro alla testa? Niente. Homie, si tratta di morti, dai. No, si tratta di vivi. Sei vivi che non si degni. Hai visto, professore? È interessantissimo. E ai tempi curiosi però, eh? Allora si viveva così. Non si vedeva mica mai, sai. E non si era poi neanche tanto stupido. Ma tengo professore di scuola. Caspita, devo andare. Arrivederci, arrivederci. Ciao signora, arrivederci. Arrivederci. Ciao, vita. Ciao, cara, ciao, ciao. Sono venuto a ficcare il naso dappertutto anche a napolitano. E non si sta più in piedi neanche qua dentro. Che erano quattro in tre stomaco adesso come era su mommy che accanto mi ti Dai, molto tagli. ho fatto i conti. Sì. Resta speso 742 franchi di legna. Bisogna comprargliene ancora qua. Vieni qua, dove me? E il gas una? No, se sei tu del torto te che stai. Quello vuole l'altro che lettera. Adesso si accontenterà. Avevo speso 742 franchi di legna. Bisognerà trovare il modo di ridurre la spesa. Se dobbiamo passare l'inverno in Viera staremo proprio qui davanti. Chi sei il signor avvocato giusto? Che il presidente della congregazione del Sì, carità. signor. Vabbè. E non vedo neanche ragioniere. Magari ho paura, non siamo in tre, ne bastoni altri tre. Non vieni al mio qua a bastonarmi. No. Prego, avvocato, si comoda. Signori egregi, buongiorno. Noi altri se conosciamo poco come va. Se conosceremo meglio fra 5 minuti. E poi accomodarsi stesso. Grazie. Scusa, lui è il figlio di Simon Giusto, il buon nostro amico. Sapevo che sta nominato presidente della congregazione di carità, così giovane. Da un mese. E se per questo che so qua. Mi immagino. E mi perdona se elimino complimenti convenevoli preamboli. Adesso si usa evitare cose inutili. Se crede che sia inutile anche la creanza e se rimetta pure il cappello in testa che a me non mi dà fastidio. No. Mi sono abituato a mostrare a fronte. E invece mia marita mi attende e mi affracco di tutto. Dunque, esattamente 42 anni fa, nell'aprile del 1884, moriva il conte Giuseppe Baldonassi, lasciando erede di tutta la sua sostanza perché fosse impiegata in opere filantropiche e a congregazione di carità, al consiglio di amministrazione della quale ho l'onore di presiedere. Da un mese. Sì, sì. Ma se fa adesso in un mese quello che gli altri non si sta capaci di fare in 42 anni. Dunque dicevo, questa sostanza al tuo si è valutata a 2.300.000 franchi, compresa la villa de Gestian e il palazzo Baldonassi. Questo, sito in piazzetta da Erbe e detto il manicomio. L'usufrutto di questa sostanza, che si sta lasciando a 9 componenti in una società o club fondata dal signor Conte Giuseppe, che aveva per motto se mise matti mi vuemo, sua falsariga da tante altre esistenti in provincia e nella regione Lombardo-Veneto, con scopi di bizzaria, di divertimento e di baldoria. Quando il conte Beppis è morto, i componenti della società, gli eredi di usufrutto, i già erano 9, e a morte di ognuno dava diritto alla successione degli altri. E così fino all'ultimo. Ancora i componenti sono 4. 3 sono loro e il 4 risiede a New York. Dico bene? Ah, giustissimo. Il testamento scritto pochi giorni prima della morte si giustifica la fraternità con la quale loro si è vissuti, da età stessa nella quale il conte è morto, età di strambarie e di insensate generosità. Scusa, avvocato, quanti anni hai? Sì. Ma il 28 di adesso non c'è più quell'idea ora. Si ne accorgemo, sa. E dal fatto che il conte non aveva parenti né vicini e né lontani. Dico bene? Tutta roba che sapevamo bene un caro. Più inutili di creanza. Non credo che a sua età sia inutile
rinfrescargli a memoria. Un passo del testamento dice precisamente così. L'usufrutto sarà goduto secondo le modalità trascritte in calce dai miei cari amici componenti il club se noi gemati noi voemo, da me fondato affinché sopravvivano le liete tradizioni che ci legarono per tanti anni in fraternità e che rallegrarono la parte migliore della mia esistenza. Statuto della società, capitolo primo. È costituito un club di pazzi a piede libero. Non potrà essere socio del club chi non si sarà creata fama di gaudente pericoloso, ghiotto, ubriacone, spregiudicato e violento. Capitolo secondo. Ogni mese sarà festeggiata la data della fondazione del club con un banchetto al quale dovranno partecipare tutti i soci. Non si ammettono assenze per causa di malattia. Durante il banchetto dovrà essere svuotato un secchio di grappa nostrana finissima. Prima del banchetto sarà esaminata la situazione di ciascuno dei soci. Chi nel mese non possa dimostrare di essersi ubriacato almeno una volta, di non aver partecipato a tutte le feste, spettacoli, veglioni, eccetera, di non essere incorso in una multa per schiamazzi notturni, oppure di non aver avuto almeno 2 vertenze clamorose con pacifici cittadini o guardiani dell'ordine pubblico, sarà espulso dal club e non potrà essere riammesso se non... Ecco questo? Ecco questo, signori miei, loro mago duo e gode tuttora dell'usufrutto che non le tocca. E la società scompare, e si basava su un statuto che non funziona più. Le figure giuridiche svaniscono e la congregazione può entrare in possesso della sua legittima proprietà qua voglia, anche domani. A meno che i governi si sappia rassegnare. Momento, capo. No, Io non si rende conto di quello che succede qua dentro. Oh, esattamente. hanno spavati come Sì. io, anzi più di uno altri. Beh, adesso se a volta no. No, non sia volta vostra, non sia volta nessuno, a danno degli altri. Anche gli altri ne parla di essere padroni del mondo. Io ho letto quel testamento, quel regolamento, e già visto come che si viveva, come che si pensava. Oh, mo diventare veci e buoni da niente. E non che nascondo che di quei soldi che ne avremo tanto di bisogno, tanto che si mi porta via. Ma che se sento vecchi in paese che ha bisogno e che costi bestie che non tocca può essere mantenuti dalla congregazione. Le metteremo dentro anche voi altri 3, così fa 103, ma privilegi legittimi niente. No, lui non ne metterà dentro gli altri perché gli altri sono di un altro stampo, sono di quelli di ora che comandavano ora e che non se lascia comandare adesso da un avvocato alle cause perse come un signor Bocca Sporca dell'arte. Così, i voltori del Papa ti dici che non avevano più denti per masticarlo, ma se non avessi più denti che ancora oggi. Così, gli dice che la società di matti non esiste più. Quanti anni sei che non cantiamo più lino? Fermo sentire che lo cantiamo. Su per morti, che I nostri alpini solito fare. Basta, per Dio del 7° battaglione Petra che era. E gli altri avevano inventato a Paolo nel 1882 perché non fa fantasmi più tardi solito fare. E che non arriva.
contadini che andare a finire intanto deve. Quindi io penso che la mamma. Adesso c'è da mattina a essere in giro e stanotte ho gasto sentito ai due se vengo a casa. E sarà andato qui servizi fare partire? Prima non l'andava. Non dico che mi facesse un gran regalo stare in casa. Nana? Nana? Nana, bisogna riscaldare la minestra. Ah, io proprio che vieni a vedere. Non sei ancora tornato? No. Io santissima, che sia successo qualche disgrazia? E forse vuoi che sia capitato. Signora, ma staria mica prima. E ti? Non ti te cambi? Dopo. Guarda che niente, mi lo aspetto. Perché se mica... No, avanti, avanti. Ugo qua. Forza, forza. Mi raccomando, Saverio. Bello. È un metadiacono che paga di mezzo lì. E cosa che aveva paura che me magna? Tanta paura che aveva. Poteva andare se non vuoi incontrarmi. Bisogna che aspetta, da dargli una lettera. Una lettera che vieni? No, bisogna che mi consegna a lui. Non si può neanche vedere la busta. No. Segreti, caspita. Signoria, ancora il papà non si sta in manicomio? No, signorina, non c'è più nessuno. Piero Scavessa se ne fuori anche tutti gli alle 11, non si è più tornato. Dove che sia andato? Sei il professore? Ma sta ora? Sì, signora, sì, a sta ora. Anche sta ora, Non sarà mia di adesso, non vorrà mia per via. Signora. Professore. Buonasera. Signorina. Buonasera. Già pronta? Una cosa incantevole. Merito di essere ancora. In piccola parte, in piccola parte. Ma non vorrà mia che andiamo adesso, che solamente le 9. No, sono venuto di loro che passerò a prendere alle 10 con la vettura. Caspita, che lusso. Le strade sono pessime ed io mi preoccupo molto della sorte delle scarpine di seta. Sentiranno la carrozza fermarsi qui sotto. A proposito, la signorina conosce il mio collega, il professor Carlo? No. No, l'avrà veduto certamente con me qualche volta. Questa sera verrà con noi. È tanto simpatico, sa, e poi un vero valore in matematica. Con noi a far cosa? Al Velione. E io va in vita lui? Sa, è solo. Povero diavolo. E invece che una fin troppa di compagnia. Si divertirei. Non ne dubito, non ne dubito. Ah, dimenticavo. Ho visto suo marito che si dà la pazza gioia dal momento che siamo in carnevale. Sì, ce l'ho veduto in giostra. In giostra? Sì, in piazza c'è la solita fiera. Ci sono i baracconi, c'è la giostra. L'ho veduto a cavallo di un cavallo di legno che girava come un matto. Io ho visto, mi siete vita matto. Che farà mai? Se che farà mai, peso per lui. Allora il professore dottore che si disturba a fare le scale. Nana! Quando che sentiremo a carrozza veniamo solo gli altri. Sì. Cosa è? Paghi chiaro. A chi? Al professor? Dico bene. Sei Arrivederci, professore. Alla topo. In giostra. A sua età hai messo tutta quella gente. E qua? Mangiar niente. Signoria, e il papà in giostra cosa vuol dire? Cosa vuole che voglia dire niente? Che avrà avuto caldo, se andava a sventolarsi un poco. Oh bravo, Patise. E mangiare? Non sono stanco, non lo fa. Ah, sfidami. Da fare il diavolo in giostra con sto freddo in mezzo a tutta quella gente. Non l'hai visto ciò? Altro che. Ma com'è? E qua questa casa? No, non c'è roba tua, c'è roba per Sul mobile? Piero è molto, se hai visto? No. O siccome sai, è 5 euro che essere da cinema, dove non trovassi il piatto. Qui sei venuto. Se vieni e guardi e Ma com'è? Con la carne. multa per schiamare fino turni. La prima volta è multa, capito? E la seconda volta, se vai preso, Se ti avessi coschellato tutto questo delle carte, 50 franchi a testa. cosa? E più, molto di più, caro mio. Io occorre altro. No, grazie. Ora mi vado. Notte signoria. A voi scaldare. No, Bisogna bere un po' di brodo, 2 spuglieni di roba calda che fa bene. Dici? No, e mo va.
solo di l'attore. Eh sì, è di essa. Dove l'hai visto? Essa è stata primo minuto per combinare. Ti avverto che sei 9 mesi. Non preoccuparte per me. Il vestito nuovo che ti metterai stasera, ti sta bene? Sì, sì. Va, metti tu No, che vedi. no, papà, sei ancora presto e poi ancora ad andare a fare i conti qua. Ti tinderai il letto? Ah, subito già. Sto contento. Sì. Abbi fiducia. Io non sempre avere che ne hai. Io non sempre sperare in qualcosa. Mi fare un bravo cosito, eh? Cosa? Io voto il Oh, gioco. finalmente! Ma dove stati adesso? Un po'. È un momento come in cucina. Sì, sì. Ecco. Guarda, la puoi scaldare, ma non sai mai. Salato. Se scavezzava la gamba. Chi? Chi? Mi notio, vedi, Piero. Oh, ma come? Lo dovevamo portare a casa, non vi era nessun. Se è venuto qua. Adesso che andava al dottore. Ma come, Gio? Qua bisogna morire per guadagnarsi un tocco di pane. Devo andare a tirare i campanelli delle case, in mese corsi di io. Piero si spressa. Come hai visto? Bravo, chi ne vede, ne do lì a copà a furia di volte. Le prove, Benedetto, che ho le prove. Ecco le prove, qua le prove. Quando metti le caena, c'è un tirone. Sono capitati per disgrazia a Sarocco. Sono capitati per disgrazia a Sarocco. A casa del Vittorino, il corridoio delle biciclette, quel tocco di Marco Antonio che spai così, ed era in casa proprio. Ma non dovevi andare là, scusa. Non se ne trova più campanelli. Adesso siete tutti elettrici, cosa porti tu via il bottone? E sai che cosa? L'unico che avevo trovato a venta di ma non ti dico, e ho paura. Il freddo, ci sono buttati in un fosso. Per fortuna che non ho perso il cimelio, anche se anche non Bellissimo. e sarà una prova, no? E questa multa per schiamarsi notturni che andremo a avvocato insieme qui, Bisogna proprio andare anche al veliero. Bisogna. Sono strato morto. Provo a tosse. Bisogna! Ormai gli ossi, gli stai trovato la gamba rotta. E se fare un certificato medico? Perché penso Allora vieni forte. sì, ficcia, già, ficcia. Speriamo che mie donne siano andate via. Si sia un po' in casa. Non ti butto giù, ciao, ti butto giù. Quando ti sei andai via, ti ha capito? Vabbè, e ti come te vedi? Da pagliato. Questo è sempre Io mi trovavo vestito da Don Carlo. Ah, benissimo. Mi pare che andava bene. Bene, Ne conoscerai. verso la fine faremo conoscere. E visto che viene bastone. Minimo dell'opera. Domani vorremmo stare in letto, Peste non venite più. Tommaso Quaresima? Se Dio vuoi, comissi al nostro carnevale. Folaio. Sì. Piccia. Ci si può ancora fissare a merda. Ah, quello è un fischio che non si dimentica mai, cara. Signor Borgo, gusto che Nana Buon divertimento, cara. E adesso vatti vestiti perché bisogna perdere neanche un paio, neanche un minuto di aspetta. Ciao. Non ti decidi. Lo dai letto? Sì, Lo seguiti? meglio. Un'altra di nuova per cosa? Perché sei inutile? Non ti avrà mica detto il papà. No, il papà non si importerà neanche, per questo ho detto che sei inutile. E al professor cosa che dico? Che mi doleva la testa. Vabbè, Mami, di cosa mi hai visto? che non lo voglio. Non dirti che non mi vergogno. Ma? Che mi vergogno così, senza spirito, senza vena come che sono, a venire in mezzo a gente che ride, che si diverte, che stasera ha diritto di vedere solamente persone allegre. E a Nana si incorrirà. E Nana si è andata in letto anche io. Sentici. A me che siamo sempre andati avanti bene, apparentemente, senza baruffare. Ma che lo devi in mente di per prima provocare una cena?
con tutte quelle verità che avevo sempre tenuto nasconde. Non aver paura. Non so mica che ad aver paura. Attenta Ginetta, perché mi devi poter parlare per un mese. Devi. Immaginaremo insieme la giustificazione di tutte che famose economie che ogni tanto salta fuori mentre in casa non bisogna impissare il fuoco. E potevi ricordarmi più spesso che a parola delle case qua sopra. Ecco e qua le mie economie, i miei conti, tutto. E siete tutti, non siete mica solamente mie. Questo è solo? Questo è solo, Tom, ciao. Sarebbe molto meglio che non ti facessi complimenti. Non preoccuparti per mia delicatezza. Ecco. E ora siamo intesi, eh? A parte sì. Buonanotte. Buon divertimento. Non segna ancora andare. No. Pareva di aver sentito sbattere il portone. Ma naturalmente sarà lei. I conti. Ma te sei su in camisa? Ma forse sei uno No, volevo. volevo. Vado, sei strato, digato, sei. Che ora sì? E non ti garo l'orologio. No, mi aveva tolto Irma, non volevo andare via, ma sei sicuro e ho paura. Ciao, mia Ginetta. Ciao, mia. Ciao, mia! Irma! 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 Papà, Quando sei caduto? chi? Ti, quando? Ti si sta qua. Per fare conto perché domattina si dorme e Nanna anda fuori presto. Questa da Irma di te sta qua. Perché noi è per colpa tua perdere neanche un minuto alla festa. Neanche un po'. Ma ti sarà cattiva. Tu, segnalato. Aspetteremo insieme. Papà, chissà come sono fatta. Non so come è Irma, che si vuole vedere, ridere, cercare di farsi vedere. Sarà perché nessuno mi guarda, ma mi stufo e festa. Sicché non ti va. Neanche più tardi. Hai il vestito? Ti sei fatto il vestito a posto. E volevo andare. Sta lei a che non te cavo questo, dimmi, di sta lei. No, sono stata via. Sì? E per cosa ne vai su? Perché avevo paura che ti dispiacesse. Che ti andassi di? No. No? Sì, di aver fatto una spesa per niente. Veda, chiamo già del tuo padre. Va su con un giovanotto in veglio. No, per questo sarebbe sta peso che fosse da misto e con giovanotto. Io non te saresti. Ma sì? No. Bestiani, papà. Sì, no. Ma sì, faticati. Come tutte, una squince che si diverte attorno in giro e che si diverte a vedere andare in cerca di soldi, in cerca di umiliazione. Mica volevo che ti sposassi, perché avevo paura che non ti andassi d'accordo. Ecco che d'accordo. Te che ti nevi l'umera, te che ti nevi il moco. I fiori degli altri, gli altri. Sì. Gli era parea, vero? Gli era parea. Io ho anche ringraziato. Non c'era parea. Ah no, i parmiglieri, i parmi. No, ma adesso non ti devi pensare per questo. Quando... Veniva anche a E lettere di cosa? Ma insomma, per cosa insisto andare fuori? Perché ti ripugnava, perché ti faria rabbia. Perché? Perché non avevo voglia. Mica mi dici questo. E cosa era tu? Niente, così che avevo da fare. I conti. Sì. I complicatissimi conti di sta baracca domestica che pare il carrozzone dei sigari sono a strada ingelata. I conti. 3 franchi di patate. Non te vedi? Tuo papà come ti tradisce, come chi lo tratta. Ma se resto solo dietro,
papà. Ti sa che sono sempre stata mia. Non te ne faccio una colpa, ma pensa che ben sono sempre stata mia. Go sempre questo, Luda. Non ho mai questo, Salè. Non ho mai voluto veda. Ma stavolta voglio vedere. Voglio vedere! Cosa fai tu? Se hai deciso di andare via. No! Mi tocca! No, papà, cosa vuoi andare a fare? Ah, va! No, voglio sapere con chi ti va, con chi? Con l'uva! Anche un caso d'ore che ti sei duro un po' di cazzo. In che stati? Scusate, che siamo in condizione di da fare una strage Le cose. del male! Anche tu? Anche lì straco. Ritorniamo se senta caro. Vuoi che vi scalda anche un botto di latte in capabù? E signorina era ancora da toro. Sì, che stavo. Oh, una notte d'inferno. Ah sì? Adesso si acquieta. E mattine che si quieta e si indormessa. Ma poi si sveglia. Pare che sta bene. Scornissi a far scuro. E a notte lo vedi io che notte che si passa via. Cosa di ritorno? E come sei andata? Così. Senti? Nessun. Cosa vuole? Nessun. E più nessuno a trovarlo. Qui son vecchio. Se porto le ciocci se più ramengo di me. Se ho l'uomo. Signorina, se finì. Cosa farò dopo me adesso che il manicomio con questa nuova combinazione sarà su tutto? Io so lo so. Restare guardiano. No. Quei nuovi paroni minno che sta. In casa mandano entri i murari, rompi, batti, rabaita. Tutta la roba del manicomio, del museo di Agabuta in orto. Non si può neanche più niente ciò. Paroni, geloni. No. Tu è teoria. Questo è caldo e vi farà bene. Grazie. E signorina? Non ho voglia, Come non la voglia? E a spostarsi no. Prima da ieri sera non do niente. Avanti. Oh, beh. Sei andata in treno? No, col camion. Vuoi sarti a balconi? E l'altro mi dica che hanno fatto un bel funerale. Gli era il prete, gli era il caro, i fiori del sorbordo, i vostri comportamenti e basta. Ma proprio sta scritto nel testamento da essere seppellito, eh? Sì, gli era seppellito il suo figlio al cimitero del guerra. Non mi ricordai che andava sempre al cimitero del Tenere. Sicuro, Perché ho visto starvi di sì. Capito, gli era tanto buono, eh? Proprio buono. Pensare, signorina, che a notte che si torna con una tosse, mi ha detto subito, signorina, se è ora di ritirarsi in buon ordine. Pensare che c'era tanto buono. Tutti e tre c'era buoni. Anche il signor Bordo che mi è pronto a sempre. Mi ricordo tutti 9 della congregazione dei matti. Tutti 9. Sul conte Beppi sempre in testa. Signoria, tu che senti e giacque del paese. Mi benedetto. Te l'ha scritto quel che tu? Ah sì, dice. Alla sua amica, a signora Mignogni. Chi? A chi è? Vabbè, amica sì è. Dice. E da dove? Dal paese dell'Utta sotto ai bassi. Ma mi ha detto anche a me che sei andai là e che io ho scritto al preside domandando un anno di aspettativa per sempre. Ma è vero? Sì. Manco male. E chissà che nessuno si pensa di venire mai più. Speriamo. Non gli è proprio caro che ne venisse più. Signorina, buongiorno. Buongiorno. Posso fare un qua?
sei andato, Fenè. Sì, signore. Perché avevo detto che quando te tornavi le passavi da me, perché ne avevo bisogno. Disenne qua quello che avevi da dirmi. Era appunto qua quello da dirvi di venire. Andai in cucina qua a serva che facciamo. Sì, signore. Signoria, mi raccomando quando vedeva te che il papà non sa che il signor Piero è morto e non dava a saperlo per adesso. Perché avevamo detto che c'è sempre là in casa Bartonazzi che non può muoversi perché gli fa male la gamba. E si impressiona lì e senza avesse ed è il che viva quieto più che il poi. No, dubito, signorina, non dubito. Non fece il piano. Dormi? Sì, adesso si è quieto, ma stanotte, Lo so. Dobbiamo toccare mandare a chiamare il medico, a mezzanotte, con altre donne da sole non si poteva. Altre dove non potete. E se metta ben in testa che non potete. Ma non si può tenere un infermiere qua sempre. E poi si è quieto, non si ricorda più di niente e poi torna come prima. E magna, e ragiona, e lavora anche. Ragione? Sì, sei nuove. Dio, si sa che... Si sa che l'andrà sempre peggio. E si è a bordo. In che parlo scherzo. Io non so buono di dire robe con un fiato sesto come che fa gli altri. Mi sono un porco spinto. Del resto, il dottore si è venuto a me stamattina e ne ha parlato. Prima che succeda qualche disgrazia o a lui qualche repetone. Mo mica bisogna di essere ricoverato. No, faccio tutto me. Non darò mai a dormire, ma non la sarà un minuto. Il mio porta via, si il porta via, cosa vuole che faccia dopo qua mi da sola? Ma se fa il ben suo di lui. È ben suo. Questi se mani in casa non si può giurare. Io stesso non lavorato. E si agiterà, lo sa da essere, ma uno si ricorda delle crisi. Quindi passa e crede di aver dormito e si sveglia qui io si rompe stracco che pare di aver dormito male. Non vuole più andare fuori da casa perché dice chi sei qua, chi se passai sotto le sue finestre e che Ganca sentivo ella che cantava e rideva. Vedi, questo che succede nei momenti che ella li chiama tranquilli. Che io farà star bene, E che guarissa. Ma Il medico, cosa gli ha detto il medico? Sia sincero, sia morto. il medico ha detto poi basta. L'esaurimento e poi mi ha fatto tosta di quella notte e si ricorda come che lo comportai in casa. Se mi ricordo. Ma non me l'hai ancora detto sia morto. Come che gli ha detto? E era in maschera e si è andato sul suo palco e gli ha trovato chi era, chi beveva, chi rideva, chi si basava. Che se l'ha votato più giovane. Ma cosa mi ha fatto venire qua? Che avevamo bisogno di farlo passare. Faccio passare ora? Sì, farlo passare. Oggi perché io deve essere trattato male. E anche a firmare quelle carte che ho detto per momento. Buongiorno signori. Signor Borto, buongiorno. Signor Borto, Giorgi che aveva detto immagino. Avremmo pensato finalmente di liquidare la faccenda Bardonazzi, così per il bene di tutti. Noi altri avremmo subito in possesso della sostanza immobiliare e voi altri avete un piccolo capitale, così anche lei al giorno che... Non me ne intendo che adesso farei. Credo che sarà bene che il papà non mi crierà. Potrà tornare a occuparsi io dei suoi affari un giorno. Credo che possa guarire. Non ne dubito, signorina, ma per adesso se meglio. Lui che ha detto, Sì. E io tratterai male? Ma no, signorina, del resto potrà accertarsene quando che vorrà. Adesso è a me firma qua. Qua e qua. So che se non mi date bisogno, ho buttato intanto una specie di anticipo, una capara, 4.000 per adesso. E mi firma anche sta ricevuta. Questi vi faccio vedere il mio papà e se gode vedere i bessi perché ne ha sempre visti così pochi. Bisogna dire che signorina che c'è un aumento della fidanza, chi ha portato il suo anso e ragioniere. Bisogna dire che se un uomo che si decide a muoversi lui, fuori che c'è il sole, le strade esessute, e il mio ufficio è proprio nello stesso piano di direzione dell'ospedale, signor Borto e signoria io accompagnerà. E mi no? E a no, e a venirà domani. Ma se ne spererà e mi ciavarà, urlerà. Ma no, signorina, non sta a preoccuparsi, del resto là troverà dei dottori che ora bene, come un papà, come un fratello. Del resto mica sono sempre là, signorina.
mica come a farmi perdonare da suo papà un brutto momento. Sì, non vi dispiacerà, spero. No. E pare di aver fatto qualcosa per fare che ti smentegare quel giorno che sono venuto qua in un modo un poco... No, lui come principio che aveva ragione. Aveva ragione. Gli altri, naturalmente, non ci abbiamo fatto mettere nel sacco. Io qua fare affari. Sì, dovevo pensare di vendere a Villa dei Genziani. Anche a Noi altri? Ma se era sua Sì, a congregazione. Noi altri compriamo subito il diritto di farne quello che ne comoda. Del resto si va a portare una capara alla signorina, che anche il sorbotto che ha avuto. Sì, prima. Ma io, signor Momi, bisogna che mi faccia un gran piacere. Bisogna che venga in mesata a me per firmare davanti a Nodaro a cessione della vendita della Villa dei Genziani. Mi fora non vengo. Che ho detto che non vengo. Ma perché? No, sono a casa essere. È un mese che sono sarasuso nella mia camera. Quei scuri sarai. Una ragione a casa essere. E non occorre che gli dica. Ma Momi, adesso ti fai il diavolo! Peso per me. Se pensi e te mi comprometti da me. non può venire qua sto Nodaro. Io, signor Momi, se lui stasse male, se non potesse muoversi, ma lui sta bene, no? Sta bene, no? Dunque? Vabbè, cosa dici tu? Se non che fossi ti morarie del fame qua dentro, sarà su qua dentro per non vedere la gente, le strade. Con chi vado? Con me e con Silvia. Con gli altri? Sì. E quando? Adesso? No, fra mezz'ora? no. Adesso no. Stasera? No, stasera costuro no. Adesso, con voi altri. Dove? In mesata a me. Così che Palazzo dei Genziani gliene farà una specie di caserma. Cosa saremo morti noi altri, chissà cosa gliene farà del palazzo Bardonazzi. Oh, signor Momi, adesso il paese si trasforma, anche tutti quei casetti in piazzetta d'erbe, e se so, anche a scuola e se so. Tecniche? Sì, Dove si andare a scuola e fiori adesso? nei locali del seminario. Sapevami, qua vicino. Ma Momi! Piavolo ti dici che sono. Piavo lo so, e piavo lo resto. Ma ti tasi. È il monumento, lo fai. Sicuro? Mi avevo fatto un progetto, lo Satana. E sai cosa cassetto? Un buso fatto così, come una piramide rabaltata. 4 scalinate e in fondo un piccolo altare. E basta. E dall'alto del bordo di sto buso, tutti vedono il pondassoso, l'insuso dai 4 scalinate bianche, il portafiori e i Buddha. Buso nel bel mezzo del paese, come se il ricordo restasse in fondo al corpo. No, una roba che tu ti vedi, anche a quel che passa di dentro, destinata a diventare una roba qualsiasi. No, un'ostentazione del paese, un segreto del paese. Che vuole far verità, che va apposta, che se quei degni, quel che si ricorda, i guarda.
Mi idee, caro avvocato. Qua non l'è data. Anche lui penserà. Oh, anzi. Niente, cara, non te che offri lì. Ah no, se l'uomo non stai a preoccuparsi. Mi va in mesa e lo aspetto. Però. Signorina, signor Borgo. Bisogna che mi vedi. Sì, mettiti anche in l'esame, giusto che ti aiuta. No. Signor Borgo. No, così no, andiamo. Se non si impose, non la farei stupida che è. Insomma, sei convinto che sia qua? È sicuro, e chi va per le strade, e che tu ti riceve, e che tu ti rivedevo, e chi si gode. Vedi, bisogna ricoverarlo. E poco qui a Jessica che viene di notte. E mamma e a bocca, sai, e io oggi, e non mi riconosce neanche a me, e bisogna ligare le mani perché sennò si sgraffa, e si tira i capelli, e si pianta e unge qua. Arriverà che io farà subito sta bene, e si sente abituata, che si pratica, che sa fare. Ma mi potrò vederlo. Certo, col permesso del primario. Come no? Andiamo. Su, niente. Ho pensato una roba. Sai tu cosa che faccio? Vengo là, firmo e dopo vado a trovare Piero Strello. No! No? Perché? Sì, ho più di un mese che non lo vedo, povero can. Io sempre là, nella sua cameretta al secondo piano. Sai sto cosa che ho qua? È il possesso del medaglione da mettere sulla tomba del figlio di Piero, quello che si è morto in guerra a Venere. No. Guarda sti giorni là, sarà su. Allora, che sono contento di andare al manicomio. Pensa, sei un mese che non ne vado più. Vai a chiamare la signoria. Ah, sì, io qua. Esame. Questo che te ne dica una in gran segreto. Hai tu visto l'avvocato come che te mandava quando che parlavo del monumento? Ti sa così chi diceva qua dei miei progetti, robe da matti. Mi esagero, ma lui crede che mi... Se dovresti far finta anche a te, io dirò a Piero, niente, le mancate, non potevo più farle come una volta. E così col sistema che controlla me si può sempre aver diritto all'usufrutto senza che nasce delle questioni. Matti bisogna essere, se no la società non esiste e non esistono le persone giuridiche come al macaco di avvocato. Matti, ma bisogna far finta di esserlo stando nel letto. Te pare che abbia ragione? Oh, io qua. Guarda che mi servi oggi, mi conduce a voi altri, guarda che mi diventa cara, parecchio che fra un'oretta su qua, di ritorno, e nana Gaia parecchia è poeta. Sì, gasto GEDE, sì. Mettiti anche la sciarpa, insomma, tu versi te bene, Sì, ma sì, mi servi oggi, così. Non voglio vedere, non ho mai visto vedere figlioso perché la vita mi spaventava. La volta che ho guardato gli occhi così per guardarmi, mi si è capitata una botta che se non sono morto. Ecco, mi ciampa braccio di voi altri mi conducevano.
Ginetta cara, metti via quei soldi, bisogna scominciare a tenervene da conto.